Restano gravi le condizioni degli operai ustionati nello scoppio all'interno del deposito ferroviario della stazione di Belluno. La giunta comunale interrotta dal fortissimo boato. I sindacati, l'ennesimo dramma sul lavoro. Paura nella notte in un campolava di Riese Pio X, una roulotte in fiamme, completamente distrutta, un'altra danneggiata. Fortunatamente non ci sono feriti, non è esclusa l'azione dolosa. 2 cittadine cinesi si fingono clienti e riescono a rubare gioielli per 56.000 euro alla fiera di Vicenza Oro. Le ladre poi identificate dalla polizia, una è stata arrestata. Un'altra polemica sul nuovo regolamento urbano di Venezia, opposizione all'attacco del provvedimento che vieta il trasporto e il consumo di alcolici dalle 19 alle 8 del mattino. Non solo la Regione, sulla Marmolada ieri per il Consiglio straordinario c'era anche il Presidente della provincia di Belluno Padrin che dice ci batteremo fino all'ultimo per i confini. Un lavoro a tempo indeterminato ma orari che non andavano bene, il racconto del presidente della società di gestione rifiuti trevigiana Sarno, alcuni ragazzi hanno mollato il giorno stesso. Sostenere lo sport paralimpico, il concorso Mi Piaci di Cuore ha premiato le società sportive che hanno presentato un progetto da finanziare, a votare anche una giuria su Facebook. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali. Allora, in primo piano, l'avete visto e sentito dai titoli, torniamo a parlare della violenta esplosione che ieri ha fatto tremare mezza città di Belluno, interrompendo anche la giunta comunale, l'esplosione all'interno del deposito ferroviario della stazione di Belluno, perché restano molto gravi le condizioni degli operai ustionati nello scoppio. Intanto continuano i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica di questo ennesimo incidente sul lavoro. Restano molto gravi le condizioni dei 3 operai, 2 friulani e un trevigiano di 31 anni rimasti feriti ieri nello scoppio avvenuto all'interno di un deposito della stazione di Belluno. Ancora da chiarire cosa abbia provocato la deflagrazione e la successiva fiammata che ha investito i 3 dipendenti di una ditta mestrina. Da una prima ricostruzione sembra che gli operai stessero effettuando dei lavori di manutenzione di un macchinario quando è avvenuto lo scoppio. Il boato fortissimo è stato avvertito in tutta la città, come ha raccontato il sindaco Jacopo Massaro, tra i primi ad aver raggiunto il luogo. Abbiamo sentito un enorme boato, noi eravamo in sala giunta, stavamo proprio facendo una riunione di giunta, un grande boato, pochi minuti dopo mi hanno chiamato e sono andato a fare un sopralluogo con il prefetto. C'è stata una forte esplosione diciamo in un cantiere presso le ferrovie dello Stato, proprio a poche centinaia di distanza dalla stazione ferroviaria di Belluno, dove stavano di fatto rinnovando alcuni binari. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco, degli agenti della Polfer e della squadra mobile, oltre ai sanitari del SUEM che hanno subito soccorso i feriti, poi trasportati con l'elicottero nel reparto grandi ustionati degli ospedali di Verona, Padova e Milano. Nel dramma un aspetto positivo, il fatto che la deflagrazione sia avvenuta ad un centinaio di metri dall'area passeggeri. L'attività della stazione e la circolazione dei treni sono rimaste comunque bloccate per circa 2 ore per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi che dovranno aiutare a ricostruire la dinamica dell'ennesimo incidente sul lavoro, come rilevato da Sebastiano Grossale della CGIL di Belluno. La drammaticità di un evento che ormai si sta ripetendo quotidianamente, un ulteriore infortunio sul lavoro che a questo punto viene a dire statisticamente non poteva non succedere anche qua a Belluno. Ed ora con la cronaca nella Marca trevigiana, a Riese Pio X, dove c'è stata paura nella notte per un incendio scoppiato all'interno di un campo dove sostano stabilmente da anni delle famiglie di giostrai. Una roulotte che è andata completamente a fuoco, un'altra intaccata, tragedia sfiorata. L'intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio e indagini sulle cause. Ci dice allora tutto per noi in diretta telefonica proprio da Riese Pio X, dove si trova per seguire questa vicenda la nostra Daniela Sizia. Daniela, a te. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Come hai detto te, un incendio che è scoppiato proprio nella notte in questo campo dove ci sono un'intera famiglia di giostrai, una decina di persone, 3 bambini, 3 minori. Il campo si trova in via Aurelia, Riese Pio X, una roulotte, nel rogo è andata completamente distrutta, le fiamme poi si sono propagate in pochissimo tempo ed hanno raggiunto anche un'altra roulotte che si trovava lì vicino, danneggiandola in maniera visibile ed importante. Una terza roulotte invece, ad una terza roulotte sono scoppiate i vetri del mezzo. Immediatamente ovviamente sono stati allertati i vigili del fuoco e gli uomini del SUEM 118, non ci sono stati feriti, quindi nessuna persona ha dovuto ricorrere alle cure dei medici. Non si conoscono per il momento le cause
questo grave rogo, ma nulla viene escluso, nemmeno che possa trattarsi di un incendio doloso. Sul posto ovviamente anche i carabinieri di Castelfranco che hanno avviato le indagini, oggi sono arrivati di nuovo una pattuglia dei militari dell'Arma e dovrebbero arrivare a momento anche di nuovo i vigili del fuoco per continuare a indagare su questo rogo. I vigili del fuoco erano arrivati circa dopo mezzanotte, quando sono stati chiamati con ben 6 mezzi ed hanno lavorato per circa 2 ore e mezza per avere ragione delle fiamme. Come vi ho detto, abbiamo sentito prima proprio i residenti, i giostrai di questo campo, e ci hanno detto tantissima paura perché le fiamme erano altissime, hanno sentito prima un boato, poi fortunatamente proprio il cagnolino che hanno abbaiato, lo sono usciti e si sono trovati di fronte a questo rogo immenso, hanno subito fatto evacuare il campo nomadi, i bambini li hanno allontanati e si sono messi in salvo fino all'arrivo dei soccorsi, e proprio in questi momenti dovrebbe arrivare anche il sindaco di Riese Pio X e l'assessore ai servizi sociali, anche per vedere di dare una sistemazione adesso per i bambini, perché come potete capire le roulotte che erano 4 adesso sono praticamente 2, anzi 1 e mezza, perché in un'altra roulotte, terza roulotte, sono scoppiati i vetri. Per il momento da Riese Pio X è tutto. Se non hai domande dallo studio, Nicola, ti passerei la linea. Grazie a Daniela Sizia. E in queste ore, proprio da ieri, si parla di campi rom e di campi nomadi dopo l'annuncio di Matteo Salvini, del Presidente e del Ministro dell'Interno e Vice Premier sulla chiusura dei campi rom. E di questo tema, non solo di questo, ma anche di questo tema si è parlato ieri sera nel corso di Ring. C'è stato anche l'intervento di Don Albino e la provocazione: chiuderli per fare cosa? Dei nomadi, dice, non interessa niente a nessuno. Sentiamo allora un estratto proprio della puntata di ieri sera di Ring in cui si parlava di questo tema. Se voi continuate a pensare che con lo stereotipo e con l'accusa diretta anche a quelli che non rubano, voi continuate a mantenere soltanto un atteggiamento di pregiudizio, ma non risolviamo il problema. Ditemi in che modo uno può entrare nel mondo del lavoro. Cioè, voglio dire, è possibile che qualcuno faccia eccezione e sia diverso, nel bene, non soltanto nel male? E allora partiamo da quelli che hanno una disponibilità, che hanno una responsabilità e che costruiscono delle famiglie in modo diverso. Partiamo almeno, proviamo, no? Il problema fondamentale è che di loro non ne frega niente a nessuno, se siamo sinceri. Allora iniziamo da noi ne parliamo in questo momento qua per l'annuncio di Salvini, non perché stiamo lavorando su queste cose qua. L'importante è capire che cosa significa togliere i campi rom per superarli, per quindi dare una spinta a una posizione diversa, o togliere i campi rom semplicemente perché se è così credo che non ne andremo fuori da nessuna parte. Queste le parole di Don Albino Bizzotto ieri sera. Si sta parlando a Roma, ovviamente si sta decidendo con il nuovo decreto sicurezza, anche si decide sulla questione del dibattito sulla legittima difesa. Ovviamente non c'entra con il decreto sicurezza, ma il governo si sta muovendo anche su questo fronte che riguarda anche la giustizia e intanto proprio sulla questione sicurezza e legittima difesa crescono un po' dappertutto le richieste di porto d'armi, anche in provincia di Padova. Sentiamo. Con una criminalità percepita come sempre più minacciosa, cresce anche in provincia di Padova il numero di cittadini che chiedono il porto d'armi. Per riceverlo bisogna passare da lui. Marco Piovane, il presidente della sezione tiro a segno nazionale di Padova, nonché il consulente balistico per il Tribunale. Sicuramente c'è un aumento, non è così da noi così rilevante come pare essere a livello nazionale. La nostra è una realtà abbastanza costante, ci sono adesso sicuramente delle nuove richieste di idoneità al maneggio delle armi per avere poi il titolo di pubblica sicurezza, la licenza di porto di fucile di solito per tiro a volo. Che si viva in una zona a rischio o meno sembra fare poca differenza di fronte ad una insicurezza che rimane alta. Forse si tratta di paure ingiustificate o suggestioni, ma il risultato non cambia. I casi di chi si è difeso con le armi in provincia di
Padova hanno fatto notizia e acceso un dibattito che rimane aperto, da Franco Birolo, tabaccaio di Civedi Correzzola, al macellaio di Legnaro Walter Onichini. Non è certo la paura a muovere i poco più di 800 abitué del tiro a segno di Padova, tra cui ci sono guardie giurate e polizia locale, ma la paura c'è tra diversi degli altri circa 2500 frequentatori all'anno catalogati come iscritti volontari, tra cui mediamente oltre 300 donne, in un panorama inevitabilmente composito. Molte di queste sono persone che hanno già subito eventi violenti, per cui questo è un altro elemento che si aggiunge nella facilità con cui uno si propone da noi per avere il titolo per poter acquistare un'arma. Ci sono state un paio di persone che hanno manifestato questa insicurezza e che hanno detto: io voglio avere un'arma perché hai visto cosa è successo agli altri. E sempre a Padova intanto è passato ieri sera in Consiglio Comunale, anche se non l'ha votato tutta la maggioranza, il provvedimento con il quale parcheggiatori, ambulanti abusivi, mendicanti, ubriachi, tossicodipendenti, persone moleste in generale potranno essere allontanate dalla città per 48 ore, è il cosiddetto DASPO. Il sindaco potrà espellere da Padova per 48 ore le persone moleste segnalandole al questore. Il decreto è del governo del 2017, il comune non può opporsi. La cosa ha creato qualche attrito tra Giordani e Coalizione Civica, che è riuscita a ottenere un DASPO, così si chiama il provvedimento, più sociale. Siamo già d'accordo con il questore, verrà fatto il DASPO e contemporaneamente i servizi sociali interverranno per cercare di aiutare. Chiaro che uno deve voler essere aiutato, se no poi il DASPO realmente sarà fatto dal questore. Parcheggiatori ambulanti abusivi, mendicanti, ubriachi, tossicodipendenti, persone moleste che lo vorranno, saranno accompagnate dagli assistenti sociali. Nessun buonismo, precisa il sindaco. È un DASPO con umanità, non accettando chi delinque, non voglio fare il buonista, sono le cose molto diverse. Chi ha bisogno lo aiutiamo. Chi delinque e qui spaccia non c'è posto in città. Lavoro aggiuntivo quindi per i servizi sociali del Comune di Padova e per le unità di strada che interverranno sui destinatari del foglio di via. Soldi in più che per Giordani sono ben spesi per la città. Se noi aiutiamo queste persone abbiamo un'immagine di più sicurezza per la città. Padova è una città sicura, cerchiamo di migliorarlo ulteriormente. Torniamo alla cronaca, Vigili del Fuoco lavoro tutta la notte per mettere in sicurezza una massa di carbone. La segnalazione Vigili del Fuoco è arrivata intorno alle 2:30 dal terminal del Molo B di Marghera, dal materiale proveniva del fumo. I pompieri intervenuti con 2 squadre hanno lavorato a lungo attorno al cumulo di combustibile. Ci sono volute diverse ore prima di rimettere in sicurezza la zona e l'intervento si è concluso all'alba. E adesso a Vicenza, dove è in corso Vicenza Oro, e i ladri ne approfittano. 2 ladri in particolare che hanno rubato 56.000 euro di gioielli, ma una di loro è stata bloccata. Vicenza, gli agenti della squadra mobile hanno messo le manette ai polsi a 2 cittadine cinesi che a Vicenza Oro, fiera in corso in questi giorni nel capoluogo iberico, hanno cercato di mettere a segno un furto di preziosi per un valore di circa 56.000 euro. Le 2 donne, con fare elegante e modi raffinati, si erano finte clienti. Una delle 2 è stata arrestata mentre stava tentando di portare via un bracciale del costo di circa 25.000 euro, mentre la complice, inizialmente fuggita con l'ingente refurtiva, sarebbe stata pure lei identificata dagli investigatori della squadra mobile, che avrebbero anche recuperato i 2 preziosi bracciali. Processata per direttissima una delle 2 donne, una 35enne di Hunan, è stata condannata a 1 anno e una multa di 300 euro con la sospensione condizionale della pena. Indagato come atto dovuto un medico del pronto soccorso dell'ospedale dell'Angelo a Mestre per la morte del 66enne di Marghera, Daniele Rizzardini, che è deceduto domenica notte nel piazzale antistante l'ospedale, 1 ora e mezza dopo essere stato dimesso. La vittima era stata soccorsa intorno alle 19 della sera precedente a Marghera per un trauma al capo provocato da una caduta, secondo quanto aveva riferito i medici mentre lo trasportavano in ambulanza all'ospedale. Gli esami eseguiti, compresa la TAC e la valutazione neurologica, spiega l'azienda sanitaria, non avevano evidenziato elementi di urgenza. Il paziente, nonostante la proposta dei medici di un ulteriore periodo di osservazione, ha chiesto di essere dimesso e ha lasciato il pronto soccorso intorno alle 23:45 e purtroppo circa 1 ora e mezza più tardi una guardia giurata lo ha trovato senza vita. Ancora a Venezia adesso, ma lasciamo per un attimo la cronaca, non c'è capitolo, non c'è passo del nuovo regolamento urbano di polizia urbana che non faccia discutere in queste settimane
a Venezia. Quello di cui parliamo adesso e che sta facendo molto discutere in queste ore è il regolamento che riguarda il divieto di trasporto e consumo alcolici dalle 19 alle 8 del mattino. Ci racconta delle polemiche in corso da Venezia Tommaso Stoppa. Tommaso. Sì, buongiorno da Venezia, dove ancora il nuovo regolamento di polizia urbana a fare discutere e a suscitare polemiche. Regolamento che è stato stilato in una prima forma dalla Giunta Comunale, che sta venendo in queste settimane discusso dalle commissioni. E la nuova regola sarebbe che dopo le 19 sarebbe vietato in tutto il territorio comunale trasportare alcolici. Chiaramente si tratta di una regola piuttosto pesante su cui le opposizioni sono insorte, in particolare il Partito Democratico con la consigliera Monica Sambo, che sostiene si tratti di una legge non solo inapplicabile ma naturalmente anche poco legittima. L'amministrazione si difende con il comandante della Polizia Municipale Marco Agostini, che spiega che si tratta di una norma fatta ad hoc per evitare alcune situazioni ben conosciute, come ragazzi che si portano l'alcol da casa o addii al celibato, ma naturalmente la risposta del PD è che se questa regola vale per tutti, difficilmente poi si potrà applicare in maniera mirata. Questo dunque è il dibattito che sicuramente proseguirà e quindi vi saranno altri aggiornamenti su questa vicenda. Grazie a Tommaso Stoppa, restiamo a Venezia, fa discutere anche un'altra cosa, ovvero l'attacco diretto di ieri del sindaco Luigi Brugnaro al ministro dei trasporti Danilo Toninelli. Sentite. A Genova uno ho sentito che sei un genio, che ha detto che sul ponte, che ad andare a fare un ponte per i bambini, devono mangiare sul ponte, ho visto le dichiarazioni. Siamo lì a parlare di questo. Questo ministro dei trasporti qua è mai venuto. Facciamogli un invito, caro ministro dei trasporti Toninelli, quando sarà libero e avrà tempo di venire a Venezia, cavarissimo, Porto Marghera 2200 ettari, ha un problemino con le navi, se volesse dire qualcosa, i sui, quelli che l'hanno votata, si è contrari a tutto, anche lei, si mette anche lei, ma lo dica anche a quei 5.000 posti di lavoro che perdiamo, ci dica cosa dobbiamo fare, ministro Toninelli, come verrà, quando si deciderà a chiamarmi, se passa tempo, se passa 3 mesi. Dopo mesi di silenzio, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro chiede un segnale all'esecutivo giallo-verde, rivolgendosi direttamente al ministro dei trasporti Danilo Toninelli. Venezia è una delle città che sta attirando maggiori investimenti in tutta Italia, sostiene il Primo Cittadino. In questi tempi non facili sono in arrivo 600 milioni dai privati, eppure per il governo sembriamo non esistere. Al ministro 5 Stelle Brugnaro chiede indicazioni sull'annosa vicenda delle grandi navi da crociera. Le soluzioni individuate dal governo precedente erano state messe in discussione dai grillini in campagna elettorale, ma da allora sul tema non è più arrivata una parola. Abbiamo chiesto, no? Come dobbiamo fare? Più filo governativo di così, quando vuole, quando è a disposizione, siamo qua che aspettiamo anche noi, è il nostro turno, tranquillamente, tanto abbiamo soltanto Venezia, parliamo al mondo da soli, questa è la realtà e la città ce la sta facendo lo stesso, anzi Toninelli, posso dire, se anche non dichiara niente su Venezia è meglio, se dichiara una roba e dopo il contrario, dopo un altro, meglio di no, si chiarisca e dopo parli col sindaco. Grazie. E adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, in diretta, la prima edizione del nostro telegiornale. Torniamo a parlare del Consiglio in seduta straordinaria, riunitosi ieri ad alta quota, quasi 3.000 metri sulla Marmolada. Non c'era solo la Regione, la Giunta regionale, c'era anche il Presidente della provincia di Belluno, Padrin. Allora anche Padrin si affianca alla Regione nella sfida per mantenere il ghiacciaio, i confini veneti. Sentiamo le sue parole. Noi ci batteremo fino alla fine come ci siamo battuti per Sappada, anche se purtroppo le cose non sono andate a buon fine, almeno per quanto riguarda il territorio della provincia di Belluno. Ci batteremo anche per questo confine della Marmolada. La provincia di Belluno è un territorio che deve rimanere integro il più possibile e ci sono state in passato alcune referendum che hanno portato alcuni comuni a cambiare provincia, ma io finché sarò presidente della provincia farò di tutto
perché questa provincia rimanga unita. Noi non vogliamo togliere niente a nessuno, soprattutto quelli che sono i vantaggi che le nostre province, che il Trentino Alto Adige ha nei nostri confronti. Noi dobbiamo fare il nostro percorso verso l'autonomia, abbiamo fatto un referendum il 22 ottobre dello scorso anno ed è un percorso che stiamo portando avanti insieme alla Regione nella trattativa che sta portando con lo Stato, con l'obiettivo di garantire al nostro territorio, al nostro ente provincia risorse maggiori, perché qui i servizi costano di più e la montagna ha esigenze diverse rispetto a tutti gli altri territori. Torniamo alla cronaca adesso, un incidente stradale molto grave a Crantorto nel Padovano. 3 feriti per lo scontro tra una moto e un'auto finita rovesciata fuori strada lungo la provinciale 94 in via Prandina a Grantorto. I pompieri di Cittadella hanno prestato i primi soccorsi alle 2 persone in sella alla moto, padre e figlio, fino all'arrivo del personale del SUEM 118, intervenuto anche con l'eliambulanza. Sotto shock l'automobilista è uscito autonomamente dalla vettura. I 3 feriti sono stati stabilizzati dai sanitari e portati in ambulanza all'ospedale di Cittadella. La polizia locale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. A Preganziol, nel Trevigiano, dove resta forte l'allarme per lo stato di degrado di un patrimonio monumentale e culturale come Villa Franchetti. Di fatto il sovrintendente ha messo nero su bianco quella che è una situazione che viene, non dico denunciata, ma sottolineata da tutta la comunità in senso lato ormai da molto tempo. Dopo la lettera inviata dal sindaco di Preganziola alla soprintendenza per denunciare la situazione in cui inversa parte del parco e alcune strutture di Villa Albrizzi Franchetti a San Trovaso, nei giorni scorsi è arrivata la risposta indirizzata al comune e alla provincia di Treviso, proprietaria della struttura. Nella missiva si legge come venga richiamata l'attenzione sulle pessime condizioni di conservazione del complesso monumentale risalente al XVIII secolo e come lo stato di abbandono e degrado comprometta la vita di essenze pregiate del vasto patrimonio arboreo. Nella lettera poi la soprintendenza evidenzia alcune criticità che interessano manufatti di pregio come le 2 serre o la neogotica torretta Belvedere. Le infestanti le abbiano praticamente avvolte e non è più fruibile tutto quello che invece una volta era percorribile e visibile da tanti cittadini. Stefano Marcon, presidente della provincia proprietaria della villa in concessione d'uso a seguito di una convenzione a Fondazione Cassamarca, ricorda come il corpo centrale si trovi in uno stato dignitoso e che la carenza riguardi la manutenzione del parco e di altre strutture, per poi spiegare qual è il vero problema all'origine di tutto. Soldi non ce ne sono, non ci sono grandi possibilità, se non quella di trovare delle leve o di coinvolgimento di privati piuttosto che valorizzazione del patrimonio, che oggi comunque sono difficili da percorrere. La soprintendenza nella sua lettera invita gli enti coinvolti a provvedere ad un programma di lavori. Dalla sua il comune di Preganziola, pronto a fare la propria parte per le competenze che gli spettano, auspica quanto prima un incontro per discutere degli interventi da mettere in atto. Siamo disponibili a sederci a qualunque tavolo per ragionare sulla base di termini ben precisi. Se tutti quanti noi chiamati a fare qualcosa per la riqualificazione di questo bene siamo disposti a partire dalla villa, mettendo al centro la villa e la sua riqualificazione, io penso che a un risultato arriveremo. Appello raccolto dal presidente Marcon. Mia intenzione è convocare a breve un incontro tra le parti, e tra le parti intendo provincia, Cassamarca e comuni territorialmente coinvolti per trovare una soluzione. Incarichi ritenuti dai giovani troppo duri. A raccontare alcuni episodi di questo tipo il presidente della società di gestione a rifiuti trevigiana, Savno. C'è qualcuno che non si degna forse di fare o non si impegna a fare anche il camionista, che è anche l'operatore ecologico. Ce l'ha con i giovani che non hanno consistenza il presidente di Savno, e a giudicare da alcuni recenti episodi anche con cognizione di causa, visti i risultati con protagonisti dei ventenni. La storia è semplice, ci sono dei conducenti dei mezzi speciali della società che raccoglie rifiuti di mezza marca che vanno in pensione. La Savno va subito alla ricerca dei sostituti aprendo ai giovani. Dei 5 posti a tempo indeterminato, 3 vengono assegnati degli under 30 con questi risultati. 3 erano proprio giovani, uno bravissimo e che è ancora lì e che penso che farà strada, visto che penso di conoscere la materia. E gli altri 2, uno il giorno stesso che ha cominciato la mattina alle 4:30 si è presentato, a mezzogiorno ha detto non fa per me questo lavoro, con patente, certificato di circolazione, tutto in regola, però ha detto non fa per me. L'altro è durato 10 giorni, dopo se n'è andato.
Troppo pesante iniziare alle 4:30 anche se poi si finisce a mezzogiorno. Pare che la motivazione fosse legata alla impossibilità di condividere il tempo libero con gli amici, visto la particolarità del turno. Quello che fa pensare è il probabile investimento fatto dalle famiglie e al momento senza risultato. Per fare la patente C e CQC costa circa 6.000 euro il costo totale, quindi l'ha sopportato la famiglia perché da noi sono presentati con questi documenti. Una storia che dovrebbe insegnare ai giovani ma anche a chi li fa crescere. Partire da zero per fare il capo bravo, perché bisogna imparare tutta la filiera per diventare un buon capo, ma qualche volta ci vuole anche un po' di sacrificio, non bisogna sempre che ci sia papà e mamma. Ma questa non è l'unica storia con protagonisti gli uomini della Savno. A Conegliano addirittura c'è chi viene insultato mentre raccoglie le cartacce altrui. È il moderno spazzino con al posto della ramazza un carrello aspiratutto. E da quante parole si prende? Vedo che si prende tante parole. Guardi, delle volte arriva in ufficio il pomeriggio per finire verso le 3:30, dalle 3:30 d'estate alle 4:30 d'inverno, demoralizzato perché tutti gli dicono su, perché lui certamente fa anche rilevare a qualcuno, va perché la butti via, metti nel cestino e tutti gli dicono ma cosa servi tu, tutto quanto. Quindi guardate. Un po' di maleducazione insomma. Io direi che qualche volta bisogna rispettare anche il lavoro degli altri, anche il più umile va rispettato in ogni caso quando si lavora. Sempre a Treviso la premiazione delle società vincitrici del concorso Mi piace di cuore. Sostenere lo sport paraolimpico è questo l'obiettivo del concorso Mi piace di cuore promosso da Asco Trade in collaborazione con CONI e CIP Veneto. 18 le società sportive che hanno partecipato, ognuna ha presentato un progetto da finanziare. Poi a votare è stata una giuria tecnica e gli utenti di Facebook. 6.000 i voti ottenuti con il social, un'occasione questa che ormai è diventata anche un appuntamento importante per poter parlare dello sport e della disabilità. Siamo alla quinta edizione di Mi piace di cuore, 5 anni intensi, molti progetti ormai realizzati, più di 16 progetti realizzati nel Veneto, quindi siamo soddisfatti e orgogliosi di quello che stiamo facendo. Sono sempre di più le società che si iscrivono, che cercano di realizzare progetti che poi la nostra commissione formata dal CONI e dal CIP Veneto approvano di anno in anno. In questi anni, ha sottolineato Busolin, sono stati sistemati 16 impianti sportivi e sono stati erogati 100.000 euro di contributi. Alla cerimonia rappresenta anche il sindaco di Treviso. La città di Treviso si sta dimostrando veramente molto aperta e sensibile nei confronti di questo tema, che è il tema della disabilità. Non vogliamo trattarlo soltanto da un punto di vista della normativa per pulirci le coscienze, ma vogliamo costruire una città veramente accessibile a tutti. Un concorso che ha permesso alle varie realtà sportive di poter realizzare dei piccoli sogni, 20.000 euro che sono stati divisi fra i 4 vincitori. Ci permetterà di acquistare una carrozzina per danza proprio per una delle ragazze che ha una carrozzina un po' più pesante, comunque una disabilità un po' diversa e quindi con questa permetteremo a lei di muoversi in maniera migliore. Insomma. Ci permette anche di avvicinare altre persone allo sport, perché le carrozzine da rugby hanno un prezzo proibitivo e quindi la società deve farsi carico dell'attrezzatura anche appunto per invogliare i nuovi giocatori. Ci permetterà innanzitutto di comprare nuovo materiale sportivo per far allenare i nostri ragazzi al meglio, visto che al momento purtroppo siamo carenti e abbiamo materiale di 10 anni fa, e poi se ne avanza riusciremo a permetterci anche probabilmente nuovo vestiario, un nuovo abbigliamento diverso da questo. Per noi è una cosa importantissima, noi abbiamo dei ragazzini che sono inseriti all'interno dei gruppi e questo ci dà la possibilità di accogliere altri ragazzini all'interno dei gruppi con degli operatori specializzati. Ore 13, fra pochissimo, martedì si parla di salute, un tema molto caldo, sempre caldo, si parlerà di vaccinazioni pediatriche con il dottor Mauro Ramigni, responsabile servizi vaccinali ULS 2, il dottor Stefano Martelossi, primario di pediatria dell'ospedale di Treviso. E poi 20:10 questa sera per parlare di tanti temi di Treviso, ma non solo, con Stefano Pelloni, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale a Treviso, e il Presidente del Consiglio Comunale di Treviso, Giancarlo Iannicelli. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo sulle nostre regioni, ma crollano in maniera decisa le temperature. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto, come detto, la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo. Sulla nostra regione dunque sarà ampiamente soleggiato, con
con il cielo che sarà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Non sono previste precipitazioni. Temperature in calo con le minime che saranno comprese tra 5 e 10 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 15 e 19 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità anche sulla nostra regione, dominerà il sole ovunque, ampio soleggiamento dunque, con cielo sereno al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Non sono attese piogge degne di nota. Temperature anche qui in calo con minime comprese tra 6 e 8 gradi, massime oscillanti invece tra 17 e 19 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, bel tempo anche sulla nostra regione, sarà dunque asciutto e stabile e anche ampiamente soleggiato su tutti i settori, con il cielo che sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 5 e 6 gradi, valori massimi compresi invece tra 19 e 23 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci!